l'assessore Sebastiano Tusa, oggi qui all'Istituto Giambattista Odierna di Palma di Montechiaro. La Regione Siciliana ha deciso di scegliere proprio un luogo importante per il suo significato, che è Palma di Montechiaro. Assessore, allora al via l'anno scolastico lei ha deciso avete scelto proprio Palma di Montechiaro. Sono stato io a scegliere, mi hanno dato una rosa di scuole e di città della Sicilia. Io ho scelto Palma perché è in linea con quello che è un po' la mia strategia del mio assessorato. Io voglio puntare molto sulle zone apparentemente più disagiate della Sicilia, che hanno avuto meno fortuna, possiamo dire, delle altre. Ci sono delle zone dove nel campo dei beni culturali siamo molto avanti, Taormina, Selinunte, Agrigento. Ci sono delle zone altrettanto interessanti, altrettanto belle, che meritano di avere attenzione da parte del governo, e in particolare nel settore dei beni culturali. Palma di Montechiaro ha una storia millenaria, ha delle emergenze preistoriche importantissime, Grotta Zubbia per esempio, ha delle emergenze anche classiche, medievali, quindi l'attenzione deve essere massima da parte nostra, e quindi ho voluto anche simbolicamente scegliere Palma per dare un segno alla cittadinanza, alla scuola, ai ragazzi, che il governo è attento, e soprattutto attento a queste zone che sono state meno fortunate delle altre. Palma di Montechiaro è stata scelta oggi per l'inaugurazione dell'anno scolastico, lei dirigente scolastica dell'Istituto Odierna. Ecco, un momento importante che vede anche la presenza di tante istituzioni del mondo della scuola e di tanti colleghi, segno che diciamo anche a Palma il mondo della scuola è vivo, vivace, e abbiamo visto anche tanti alunni presenti. Soprattutto a Palma è vivace il mondo della scuola, perché proprio nei comuni dove chiaramente c'è un altissimo tasso di dispersione e di abbandono è necessario che la scuola sia attiva sul territorio. Noi siamo chiaramente onorati del fatto che l'assessorato regionale abbia individuato la nostra istituzione per questa manifestazione, e soprattutto è importante dal nostro punto di vista che gli alunni incontrino le istituzioni, soprattutto gli alunni del nostro territorio, gli alunni che cerchiamo di educare al rispetto appunto delle istituzioni e della legalità. Quando il Presidente della Regione Musumeci ha deciso di aprire per ogni provincia l'anno scolastico, alla sua presenza un suo assessore, l'assessore Tusa, nella nostra terra agrigentina, e mi è stato facile individuare un liceo della provincia, e ho pensato a Palma, per quella che è la storia di Palma, la storia intanto relativamente ai siti culturali di Palma, sapendo che veniva l'assessore Tusa, ma se è possibile consentirmi, anche per le vicissitudini del liceo di Palma, un liceo che era scomparso, che è stato di nuovo come dire, ripreso dal tavolo regionale, quindi ripeto all'autonomia scolastica, con una preside titolare, ma con una storia anche culturale. Qui da Palma sono partite tante intelligenze uscite da questo liceo, ma anche per il contesto della legalità palmese. Ecco, ho voluto dare a Palma le centralità proprio della provincia per l'avvio di un anno scolastico che sia di livello regionale, ma che sia di attenzione ai ragazzi di Palma, perché tutte le questioni che attengono alla crescita sociale, se partono da Palma, credo che sia un segnale non solo per la terra agrigentina, ma anche per la terra tutta siciliana. Per noi è un momento assai importante, perché ringraziamo innanzitutto la Regione Siciliana per aver scelto Palma di Montechiaro, il mio comune, e in particolare l'Istituto di Istruzione Superiore Giambattista Odierna, diretto in maniera egregia dalla preside Todaro. Questa è l'ennesima testimonianza, se mai ce ne fosse bisogno, dell'attenzione che il governo regionale sta riservando alla mia comunità, e colgo l'occasione per ringraziare tutto il governo regionale, in particolare il presidente Nello Musumeci, che tra mille problemi che vive questa regione siciliana, tra le mille difficoltà ereditate, riesce ad attenzionare anche il nostro territorio. Noi abbiamo avuto diversi progetti già finanziati, altri sono in itinere, e per questo è giusto ringraziare il governo. Oggi gli studenti del liceo Odierna, dell'Istituto Superiore Odierna, avranno la possibilità di
di sentire l'assessore Tusa, in rappresentanza del governo, ma ricordiamolo che oltre ad essere assessore ai beni culturali è un illustre sovrintendente che quindi conosce in maniera egregia, in maniera professionale quali sono i beni culturali e le bellezze del nostro territorio. Quindi siamo convinti che questo sia un ennesimo passaggio verso un futuro diverso per la comunità di Palma di Montechiaro.